Ci siete tutti, sì o no? Saltellare con le mani! Saltellare con le mani! Saltellare con le mani! Benvenuti al nuovo salotto del leggendario. Finalmente abbiamo un qualcosa che apre un canale nuovo, perché abbiamo parlato di musica, abbiamo parlato di mistero, abbiamo parlato di territorio, di eventi, di sport, ma andiamo a parlare di una tipologia di musica diversa che non si suona, ma si parla. Il salotto del leggendario, ospite di Genuensis Food and Drink in Corso Italia, presso il moletto di Puntavagno, sotto proprio nel giardino del faro della Marina Militare di Genova. Ringraziamo Tommaso e Genuensis. Danilo El Paris. Buongiorno signor leggendario. Oh, buongiorno a lei. Buongiorno a lei, tutto bene? Io, se mi permette, terrei gli occhiali oggi perché c'è un po' di sole. Bene. Permette? Perfetto. Permetto. Allora, ho introdotto questo salotto dicendo che è una musica che non si suona, anche se in realtà poi si suona. Sì. Però da parte proprio tua, come operatore del settore, non si suona con le note e gli strumenti. Ma come si fa? Si canta parlando? Si canta parlando. Detto Sono uno speaker, un intrattenitore. Si usa ancora la parola vocalist? Si usa ancora la parola vocalist? Sì, fortunatamente si usa ancora. Fortunatamente c'è un minimo di richiesta ancora di vocalist. Bene. Quindi, bene, la musica si è un po' evoluta. Ci sono i club, ci sono le piazze, ci sono i festival. Bene, dunque è un settore su cui si può ancora investire. Sicuramente sì. Non tanto. Poca roba, però si può fare. Si può ancora fare. Però allora Danilo, io ti ho invitato perché voglio un po' raccontare com'è nata questa cosa qua, perché insomma noi da quanto ci conosciamo? 6 mesi? e qualche anno in più. Noi ci conosciamo dal 1997? 98? Sì, probabilmente sì, perché 7-8, sì. Domenica Io pomeriggio. Avevo 16 anni, Sì. Oggi ne ho 43, quindi ho anche svelato la mia età. Io ne ho 36, quindi più o meno siamo coetanei. Più o meno siamo coetanei. Sì, ci siamo conosciuti qualche annetto fa. Qualche annetto fa. Ci siamo conosciuti perché ebbe un'idea il nostro caro ospite Danilo El Paris, insieme anche ad altri. Certo. Possiamo salutare anche Romy, salutiamo, e non, poi c'era tutto uno staff dietro. Ovviamente sì, eravamo giovani e con i capelli. Ma attenzione, perché partì tutto da un qualcosa che adesso noi andiamo a ricordare. Adesso questa è una cosa nostalgica. Io guarda cosa ho portato. Cosa hai portato? Ci ho messo un po' a trovarli, Ho portato Metropolitan Club domenica Guarda un po'. pomeriggio, ragazzi. Non so se te li discoteche. ricordi, ce l'avrai anche tu. Certo, li facevo io. Allora, questi flyer si chiamano ancora così, anche se non li fa più nessuno ormai. No, adesso è tutto online, ma all'epoca si facevano queste cose simpatiche e il signor leggendario era uno di quelli che E io ero distribuiva. un PR ai tempi. Era uno dei miei PR migliori. Ed è per quello che ho conosciuto Danilo e ho avuto dopo tanti anni l'occasione, l'opportunità e l'onore di invitarlo qui a parlare della sua arte. Perché questi sono gli inviti delle prime domeniche pomeriggio che in Liguria, possiamo dire anche dove, a Pietra Ligure, Sì. ad Alassio, Sì. nacque un qualcosa di... Ma li ho tenuti, ne ho tenuti parecchi, li avevo messi tutti da parte. Questo non ce l'ho neanche io. Vedi? Fantastici. Quelli- Fantastici. Li avevo tenuti da parte Fantastici. e guarda qua, abbiamo costruito una scenografia di biglietti degli anni 90. Degli anni, questo Questo è il 2000, verso il 2000, discoteca VIP di Alassio Savona, e sì, verso il 2000, questo era il capodanno 98-99, attenzione, quindi neanche ancora. 26 anni fa? E questo ad esempio è un'inaugurazione. Questa è l'inaugurazione. Sì, 18 ottobre 1998, dalle 14:30 Metropolitan Club inaugura la domenica pomeriggio. La musica più bella del momento proposta da, e poi c'erano i DJ del momento, in questo caso DJ PRB, Roby X e poi a caratteri cubitali Ovviamente. El Paris The Voice. The Voice. Perché questo lo mettiamo qua un po' come segnalino dell'ospite,
The Voice. Allora, The Voice. a un certo punto tu hai scoperto di avere una dote canora. L'ho scoperto, sai dove? Ti dico anche come. Lo voglio ha sapere. scoperto mio cugino. Una domenica mattina alle 6:30 eravamo Sì. andati in una Radio Liguria International Sì? a fare ad accompagnare un nostro amico, Sì. che poi era un DJ di questi qua che suonava con noi. E nulla, c'era la regia col mixer e il microfono, e io mi sono messo lì a parlare. E mio cugino mi disse testuali parole: Madosca, che voce! E da lì è partito un po' tutto. Perché poi probabilmente amplificata. Ovviamente, sì. Ci si è resi conto dello stampo, diciamo, Dello come stampo. si dice, no? Del... Ho fatto qualcosina in questa radio per un periodo breve, però mi annoiavo un pochino, perché la radio poi è un posto un po' freddo, se vogliamo, non c'è nulla. E da lì poi piano piano abbiamo cominciato le prime feste di compleanno, insomma la gavetta l'ho fatta, e tu lo sai, tutta. E domenica pomeriggio, Pietra Ligure, poi i vari locali che mi hanno ospitato, e oggi, dopo 30 anni, sono qua. È il tuo mestiere. Oggi è il mio possiamo dire. mestiere, mio cugino ci ha visto lungo, e sono qua, faccio ancora... Beh, tra l'altro poi oltre che il vocalist, il The Voice, diciamo, in occasione di questi appuntamenti, poi tu mettevi anche i dischi, perché eri anche DJ, E non te la cavavi neanche male. No. Ai ragazzini piaceva. Quello succedeva perché i DJ dell'epoca non mi piacevano tanto, e io sono sempre stato un filino pignolo per tutto ciò che riguarda la musica, l'intrattenimento. Allora, un po' per risparmiare, un po' per divertimento, facevo anche il DJ. Allora, adesso mi è venuto in mente, mi hai sbloccato un ricordo. Bene, Abbiamo bene. parlato, mi è venuta in mente una chicca che fa abbastanza sorridere, secondo me. C'era stato un pomeriggio Sì? che io ti passavo i dischi. Può essere. Sì, te lo dico io. Allora, tu suonavi e io ti passavo. C'era un disco che tu odiavi, che ti dava più. Parliamo di musica commerciale degli anni 90. Ce n'era uno che proprio non ti piaceva. E vediamo se te lo ricordi, dai, un disco che non ti piaceva, dai. Un disco che non mi piaceva, non lo so, non mi Dai, ti do un indizio, ti dico la parola mare. Io me lo ricordo. Parola mare, Mare. mare? E non era quello che faceva Mirando il mare alle. Non era quello? Vabbè, ma non era, quello era un semidisco commerciale, ma era un po' più... Commerciale. Ma no, era più... non mi piaceva perché era più latino, era quella... Bravo, non mi e quindi piaceva. non era stato nelle tue cose. E tu mi dici, io lo sapevo, allora ogni 5-6 dischi ti passavo quello. E tu non lo guardavi prima il disco, prima di metterlo, lo mettevi sul piatto e iniziavi, no? E io ogni 4-5 dischi, c'era anche Diego con noi, Piliego. Sì, ok, Francesco, Scusami, Francesco. Francesco Piliego, e io ogni tanto, ogni 4-5 dischi ti passavo quello con Ma tu Francesco. ricordi sta cosa di 30 anni fa? Come Sì, fai a ricordarla? Me la Perché io- ricordo. Io Allora non ricordo il e mi pranzo ricordo di la sua oggi. faccia, che lui metteva il disco con la cuffia e poi dopo 2 volte che faceva così mi guardava E ti diceva una brutta parola. e non poteva toglierlo perché oramai l'aveva già mixato, doveva partire. Parliamo di un sacco di tempo fa. 1998, 1999, 2000. Insomma, Danilo, allora tu a questo punto della tua carriera, la domenica pomeriggio, ti sei fatto la tua gavetta, hai continuato ad andare anche poi oltre, perché Certo. la tua carriera non è stata solo l'inizio, ma questo era quasi uno start, no? Poi a un certo punto hai fatto anche serate in locali dell'epoca molto blasonati e frequentati da ragazzi che ballavano la musica progressive, giusto? Sì, musica sì. techno. Techno progressive, hardstyle, insomma, poi si è evoluta in più forme. Però sì, vabbè, diciamo che la domenica pomeriggio mi ha Ti ha plasmato... aperto anche un po' le opportunità, no? Certo, ma poi facendo le domeniche pomeriggio, lavorando proprio anche nella produzione dell'evento stesso, già facendo, adesso noi ridiamo, anche fare proprio solo il DJ, ti fa capire tante cose. Certo. La produzione, fare il DJ, il vocalist, Certo. proprio anche tutto il discorso, all'epoca c'erano i volantini, oggi c'è Instagram, Sì. però anche il fatto di fare il biglietto, la locandina, quindi la pubblicità, io e te andavamo in giro. Si aspettava il martedì pomeriggio più o meno che uscivano i biglietti, no? Si andava in giro a ritirarli. bravissimo, a dare i flyer, come si chiamavano, Alle uscite delle scuole, eccetera. Tutta questa cosa qua mi è servita anche venerdì sera, sabato sera che ho lavorato, perché comunque
fa sì che tu abbia una visione del gioco totale. È quel bagaglio che tu ti sei costruito nel tempo e l'hai caricato con delle cose che poi oggi ti porti dietro. È una cosa che nessuno ti insegna, cioè il fatto di sapere determinate cose fa sì che tu poi riesci ad essere molto più performante in tutto nel locale. E poi dopo che tu hai fatto quindi questo anche in altri locali, quindi anche oltre il Metropolitan Club, hai continuato la tua arte da vocalist, poi c'è stato a un certo punto un bivio in cui hai dovuto anche prendere forse una decisione coraggiosa, no? Dire cosa faccio nella mia vita adesso. Poi comunque si diventa grandi, i figli, la famiglia, e poi a un certo punto devi prendere anche una scelta, no? Perché non è facile fare l'artista, decidere di fare l'artista. Io non ho deciso di fare l'artista, è l'artista che è dentro di me che ha deciso di andare avanti. Io non si chiudo gli occhi, non vedo un bivio, non c'è una decisione, non ho deciso di diventare El Paris, non ho deciso di fare quello che faccio. Oggi ho 47 anni e l'altro giorno ero sul palco e a volte mi chiedo, però è tutto spontaneo, non c'è una vera decisione. Rispondendo in un altro modo alla tua domanda, posso dirti che ci sono stati dei momenti che magari mi sono messo in discussione, guardandomi intorno, magari ci sono stati dei momenti che non ero attuale, ecco. Okay. Però una vera decisione non c'è ancora stata, nel senso che... Quindi diciamo che tu ti sei sempre vissuto questa cosa con grande spontaneità, ma io da bambino, in modo molto naturale. Io da bambino e ne è testimone mia moglie, perché ne guardavamo l'altro giorno un album dei ricordi. Il 90% delle foto a casa di mia mamma sono di Danilo che canta alla festa del paese, Danilo che presenta alle elementari i bambini che ballano, quindi non so, fa parte proprio della mia vita, non so dirti un inizio e una fine. Certo. È sempre stato così. Però questo è molto bello perché vuol dire che è andato avanti tutto in modo molto naturale. Senza forzature, senza prendersi nemmeno poi troppi rischi, perché l'hai fatto perché è venuto così ed è venuto da fare, insomma, e tu sei andato avanti. E non mi sono neanche mai preso tanto sul serio, se vogliamo, perché comunque non... Beh, questo va a tuo favore, perché comunque non ti sei mai creato quelle aspettative troppo alte, hai sempre vissuto nella tua umiltà, possiamo dire. Sicuramente, guarda, umiltà è la parola giusta, la parola proprio giusta. Anche se sei il migliore al mondo. No, faccio quello che faccio perché mi piace quello che faccio, appunto. Però fa parte proprio della mia vita. E lo fai con grande passione. La passione è al numero uno, cioè la passione è quello che poi ti porta tante volte ad uscire fuori di casa, che magari quella determinata sera non hai voglia perché sei una persona come tante, però poi quando col microfono in mano passa tutto, perché lì subentra la passione e quindi è così che funziona per me. Sì, e poi si va un po' in quella retorica del fai quello che ti piace fare e non lavorerai un giorno della tua vita, no? Lo dico sempre. Ed è una grandissima verità. È una grandissima fortuna, tra l'altro, di poter fare quello che... È una fortuna che purtroppo non tutti hanno, però chi ce l'ha questa fortuna se la deve tenere stretta e curarsela come si deve, perché non è veramente da tutti. Danilo, oggi tu vai anche in tour, in giro per anche oltre confine nazionale? No, oltre confine nazionale no, ho adesso in piedi due tournée praticamente. Una riguarda soprattutto Nord Italia. Sì. Possiamo citare qualche città dove sicuramente vai? Io cito anche il DJ, una tournée, una musica un pochettino, tra virgolette, un po' più techno. Ci occupiamo praticamente di festival e piazze eccetera. Il DJ è Roberto Molinaro, un produttore e un DJ molto 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 famoso a livello nazionale, collabora con i vari Gabri Ponte, Gigi D'Agostino, insomma ha fatto un sacco di dischi eccetera, lavorava con gli Eiffel, il produttore di Blue eccetera eccetera. Con lui facciamo questo tour Nord Italia, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia eccetera, con un suono un po' più techno. Da quest'anno collaboro anche con un altro gruppo di ragazzi, faccio un'altra tournée con Nostalgia 90, si occupano loro di un format di musica anni 90, anche lì solo piazze e festival, e con loro praticamente si gira tutta l'Italia, ci sono tante date, hanno una bellissima produzione
sono molto felice perché comunque gli anni 90 mi hanno riportato alle domeniche pomeriggio e quindi sono ingiovanito, se vogliamo. Ma ti vedo benissimo, tra l'altro, non ti vedevo da un po' di tempo e mi sembra di aver visto, reincontrato il Danilo di un po' di anni fa. Qualche quindi anno fa. Sotto quel punto di vista non ci si può quindi criticare nulla. Lavorativamente parlando va molto bene, riesco ad esprimermi in tutti e due i format. Ti faccio un'altra domanda curiosa. Quest'arte, questa musica funziona, è stagionale oppure funziona sia d'inverno che d'estate come negli anni 90? Allora, Oggi? d'estate funziona molto di più, Sì, per quello che facciamo noi, per tutte e due le tournée, sì, perché oggi la musica si è spostata molto più nei festival, nelle piazze. sì. D'inverno è un po' più difficile lavorare, io fortunatamente lavoro lo stesso perché c'è una grossa crisi nei club, le discoteche sono un po', tra virgolette, finite, diciamo, e quindi d'inverno si lavora purtroppo un po' meno, diciamo. Però si compensa molto con l'estate. L'estate e comunque anche le feste, io immagino Halloween, immagino Sì. Capodanno, sempre fatte nelle piazze o nei festival. Comunque Ecco, in tutto il periodo dell'anno. in tutto il periodo dell'anno si lavora abbastanza bene. Invece spendiamo due parole su chi ti viene a seguire, su chi viene a ballare la vostra musica, eccetera. Come sono oggi? Intanto, quale fascia di età rappresenta il tuo pubblico? Allora, nelle piazze il mio pubblico va dai 0 ai 99 anni. Sia per quanto riguarda la tournée con Roberto, facciamo un programma, ripeto, un po' più techno, con Nostalgia 90 uguale, il pubblico è molto variegato. Questa cosa mi piace molto, perché comunque hai di fronte magari chi ti conosceva 20 anni fa quando facevi prevalentemente techno, progressive, eccetera. Hai di fianco magari i genitori che ti conoscono per altre cose, quindi il pubblico è molto ampio. Ma questa è la cosa bella della musica, come andare ad un concerto di Vasco Rossi. Io sono andato, è la cosa bellissima del concerto di Vasco, a parte Vasco, che è un grande, e vedere proprio le due, le tre generazioni. Le tre generazioni. Perché la musica alla fine non ha età. Non Non ha ha età. età. Certo. Cioè adesso io ti dicevo musica anni 90 perché si è voluto fare quel... Però non ha un'età la musica è bella o è brutta, non c'è... Se la musica ti piace, quella musica ti può piacere che hai 10 anni, che ne hai 30, che ne hai 55. La musica bella piace sempre. La musica bella piace, o la Ovvio. musica o è bella quella che piace, Certo, giustamente, certo. per ogni persona. Danilo, dimmi invece, ecco, a me piace sempre chiedere anche un po' qualcosa di curioso, un po' di qualcosa che magari non avresti mai raccontato se io non te lo vado a chiedere nello specifico. Raccontami una situazione, non so, un qualcosa di particolare che ti è accaduto durante uno dei viaggi, non lo so, una cosa curiosa, dai, vogliamo sapere una cosa che non hai mai raccontato a nessuno, perché sai, in quanti ti avranno intervistato, però questa cosa qua non l'hai detta a nessuno. E non lo so, sai, perché io dico sempre un Tipo sacco che ne di so, cose. hai sbagliato hotel, hai dormito Allora, cosa del genere. una cosa ve la racconto. Oh, vedi che Adesso pure di stuzzicarlo. mia moglie già ride perché già sa cosa ti voglio raccontare. Mi chiamarono per fare una serata e sbaglierò anche a raccontartela perché mi confondo sempre. Mi hanno chiamato per fare una serata a Santià, Sì. che è un paese in provincia di Vercelli, credo. E niente, allora all'epoca non c'erano i navigatori di oggi, eccetera. Io ho preso la macchina, sono andato a Santià, no? E invece non sono andato a Santià, cioè sono andato a Santià secondo me, mi fermo, esco dall'uscita dell'autostrada, ero in ritardo come sempre, mi chiama il titolare del locale, dove sei? Dico, guarda, sono qua, non ti vedo, c'è un lampione, il lampione c'è, il lampione non c'è, ma dove sei? Non ci sei? Alla fine non ero a Santià, ma ero a Santena, che è a 90 km da Santià. E io mi ero confuso, cioè un paese vale l'altro. Hai sbagliato a scrivere sul navigatore. Ma no, avevo guardato all'epoca non c'erano i navigatori, c'era io vedo l'affare Tamoil con... Sì, tipo come il si chiama? tutto, cioè, Tutto tipo città, proprio quella roba lì. Sì. Io in ordine alfabetico ho letto Santena, invece era Santià. E quindi sei finito a 90 km, Sono un finito a paio 90 d'ore di distanza più o Ho meno. dovuto fare tutta la tangenziale di Torino, ovviamente sono arrivato in ritardo, in ritardissimo. Ci credo. Oggi la racconto e ridiamo, all'epoca non c'era tanto a ridere perché comunque alla fine aspettavano me, eccetera, eccetera. Però a sei volte- arrivato comunque. Sì, a volte il tuo è succede arrivato. che sbaglio hotel, anche l'altro giorno mi sono prestato in un hotel ma avevo prenotato in un altro. Però vabbè, capita, girando e... Poi alla fine dici ma era uno scherzo. Ma io fortunatamente ho la mia assistente che mi assiste
che tra l'altro ha anche la 104, quindi io sono a posto e lei mi assiste in tutto e per tutto, mi fa la valigia, mi porta con la macchina, eccetera. Anche perché da solo a un'età che non mi perdo spesso e volentieri. Allora, il senso dell'umorismo di Danilo, ve ne sarete accorti, è esemplare, lui è simpatico, su questo non si può dire nulla. Era simpatico già negli anni 90 ed è simpatico ancora nel 2025. Meno male, bene, vuol meno dire che- male. meno male. Quindi è con grande piacere che oggi abbiamo ascoltato Danilo. Adesso faremo vedere anche qualche cosa di tuo, perché so che mi hai inviato qualche chicca a livello di video che io posso far vedere in chiusura. Ok. E quindi la mandiamo in onda. Sulle mani al cielo, su. Tutti. E adesso muovetele dalla destra alla sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Destra, sinistra. Su di più, veloce. Tutti giù con le torce, giù. Vai vigili. Giù, su, su, insieme ragazzi, insieme. Giù. Danilo, come saluterebbe El Paris il pubblico del canale Dario il Leggendario? Con una frase un po' delle... Dai, inventati un qualcosa di... un saluto che sia esclusivo solo per il canale, poi... È un saluto esclusivo per il canale, però non ci siamo messi d'accordo per il cachet, cioè questa cosa bisogna Beh, è fare. un piccolo omaggio Ah, per buon l'occasione, omaggio, dai, su. Un omaggio, cosa posso dire? Ragazzi, seguite Dario. No, ma io lo voglio con la voce di El Paris. Dai, su, Ma no, una cosa- sono un po' afono. Sì, Ti avevo detto allora, che con la voce del Paris un po' afono, Un po' una, tre afona. parole, dai. Dai, seguite il leggendario seguire- Parola di El Paris. seguite il leggendario Parola di El Paris. Va bene, poi lo amplifichiamo un po', mettiamo un po' di eco. Tac, ce l'abbiamo. Campionatela. Campionatela. Dani, io ti ringrazio ancora. Ringrazio te, veramente. Dopo 30 anni. Dopo 30 anni ci siamo rivisti. Bene. Salutiamo anche tua moglie che è dietro le telecamere che ci sta guardando. La mia assistente. La tua assistente, Certo. che giustamente va accreditata anche lei. Niente, noi vi diciamo di continuare a seguirci perché continueremo a portare ospiti curiosi, perché noi vogliamo documentare e divulgare la cultura e l'arte a 360 gradi, che si parli di sport, di musica, di vocalist, di mistero, di leggende, di box, di canoa e di una? Deltaplano. Deltaplano. Noi ci siamo, noi vogliamo raccontare quello che succede e lo faremo sempre a modo nostro. Quindi l'appuntamento è al prossimo salotto del Leggendario. Speriamo di tornare da Genuensis Food and Drink in Corso Italia a Genova. Da Dario il Leggendario, Danilo El Paris, un saluto.